Scatman's World. Bene ragazzi, ti raccomando, Veneziano, siamo a Singapore e signori e signori, grandissima prestazione del Cume, quinto posto in griglia, sono molto soddisfatto. E previsto anche sole, cioè sole, tempo sereno, quindi speriamo bene, speriamo in una gara pulita dopo la grande vittoria di Monza, che non me l'aspettavo sinceramente una vittoria così. Qua sarà molto diverso, ma le possibilità di arrivare terzi nel mondiale ci sono e soprattutto di avere una chance di un contratto con la Ferrari. Vai raga! Chiaramente le possibilità di errore sono tante, non c'è come cittadino, l'altro anno è successo di tutto a Singapore, quest'anno però partiamo bene. Abbiamo Alonso, di quando noi facciamo delle belle qualifiche e noi le fa anche Alfonso, è incredibile. Occhio, qua Vettel ci ha sverniciato alla grande. Quando vado bene io va bene anche Alonso, è pazzesco. E viceversa, mamma mia, subito un rischio incalcolable. Vai di incalcolable, come vai di incalcolable. Subito sorpasso esagerato, perdiamo un bel po' di posizioni, è subito lotta vera, è subito lotta e ritorna alla posizione, ritorniamo davanti almeno a Ricciardo o Ricciardo. Voi la scelta come sempre, avete voi la scelta su queste cose. Qua subito un madonna. Perché al primo giro non devi fare ste cappelle, come non te lo perdono al primo giro. Qua è già molto diverso da Monza, lo sapevamo. Ma non è un circuito, non è che Singapore è un circuito che, cioè, non lo amo particolarmente, però vabbè, insomma, dai. Qua si rischia, qua si rischia. Andiamo su un punto veramente bastardo, che odio sto punto qua del tracciato, che se sbagli sei fuori al 101%. Ok. Primo giro andato. È subito scodata pura. Vabbè, firmerei per il terzo posto ragazzi, chiaramente, ma staremo a vedere, insomma. Sarà una gara comunque con incidenti sicuro. L'entrata da safety car è molto quotata anche qua, perché questa l'ho presa veramente di merda. Adesso faccio un altro giro con Michela Grassotta e poi andiamo di Michela Standard. Lungo ancora. Non siamo puliti, non siamo puliti. C'è tensione. Purtroppo io ho ricevuto i cittadini, ho paura. Andiamo subito di standard, che tanto non ci serve a niente in questo momento. Perdiamo solo carburante per il cazzo. Devo stare concentrato come un porco, dai Cume. Ok. Sto un po' rallentando il gruppone, non stiamo neanche andando malissimissimo, dai, ho visto di peggio in giro. Dai Cume, con la forza e con l'umiltà prendiamoci una buona posizione anche a Singapore. Vogliamo un Cume sublime, 4 vittorie quest'anno, qualcosa di incredibile con la McLaren, ma purtroppo tantissimi problemi nelle altre gare, o ritiri o non addirittura, o non sono andato in zona punti, e questo mi ha veramente dato molto fastidio. E adesso è brutto, perché con gli DRS è molto molto brutta. Tanto Vettel supera Alfonso, c'è bagarre davanti. In questa gara veramente non puoi perdere concentrazione neanche un secondo, altrimenti sei out. Non è successo niente in partenza, molto strano a Singapore. Singapore.
Mamma mia, qua ho rischiato, meno male che ho guardato. Però è dura, ragazzi, sarà dura tenere la posizione così tanto. Tanto i primi due ho paura che sarà difficile, almeno per adesso, superarli. Ok. L'importante è non Seb al comando. Seb al comando. Comanda il Seb. Oh, c'ho Kume. È un Kume molto teso, ve lo assicuro, perché ho paura di sbagliare, ho bisogno di punti anche qui a Singa. Ok, stiamo cominciando a prendere un po' le distanze. Io aspetto invece, vado più tardi. E adesso vediamo. Fernando ai box, guadagni una posizione. Si comoda un po' lungo, vaffanculo per guardare. Solite cagate comendiane. Miscela grassotta. E vediamo se riusciamo a guadagnare, anche se la vedo molto dura. 48% l'usura. Il giro record di Rosbiff, fastest lap di Nicolino Rosbiff. Comincio a sentire i pneumatici andati, sì. Devo tirare il più possibile, cioè quando devo spingere, quando devo sforzare, quando devo forzare il giro, faccio errori, faccio sbavature che alla fine mi fanno perdere. Comunque li sento i pneumatici che sono in usura, Io ho bisogno sempre di stare un po' di più perché sennò mi incula la strategia. Raikkonen è molto vicino, sono a sandwich tra le Ferrari, sono a sandwich. Sandwich kumendiano. Problema per Verstappen. In un circuito così aver problemi può voler dire safety car, signori, devo andare ai box, non ce la faccio più. Perdo più tempo così che altro. Box per il Kume. Box. Box kumendiano, va anche Perez. Anche Perez ai box. Dai, veloci ragazzi, speriamo di non avere una super bagarre. Vai. Bravi. Subito. Yes! Blau job, Kume, blau job. Adesso bisogna capire dove usciamo. E con quanto traffico. Mamma mia, oh. Guarda che roba, guarda come va, non ci credo. Ma come fanno? Niente, purtroppo è così. È impressionante a Singapore. Ma come cazzo mi fai uscire? Ma dai. Guarda come sono ridotto, quello lettone così, ma vaffanculo. Ma lasciamo perdere. Ma vaffanculo. Una bellissima gara buttata via perché mi fanno uscire così. Non vado ai box, la rischio anche stavolta come l'altro anno. Io non capisco perché mi deve far uscire così, però. Dopo cambio strategia completamente, metto le soft e vedo di fare tutta la gara, ma devo fare ancora un paio di giri così.
Pazzesco, raga, pazzesco. Solo fare una gara tutta così. Devo pregare veramente nella safety car di nuovo, Dio, come l'altro anno, Dio Cristo. Non riesco a essere continuo. Faccio una vittoria e dopo vado a sbattere in 10 gare, Dio Cristo. Ah, che strana carriera. Guarda quanto ho perso. Tutti mi hanno superato tutti. Pazzesco. It's incredible come. It's incredible. Come è molto aggressivo, chiaramente. Il problema non lo sento tanto, solo che sono andato a sbattere, ho perso 15 secondi nel fare retromarce e tutto. Le tipiche retromarce come indiane che però... c'è un leggero fastidio. Incredibile, incredibile. Incredibile quello che è successo. Cioè io ve lo giuro non potevo fare niente. Mi ha sbattuto fuori. Che avevo praticamente a fianco la... non so chi sinceramente, vabbè. Miscela sta, tanto non serve a niente la miscela, sono troppo distante ormai. Vabbè. Serve, ma dopo. Sì, entro la differenza, sì. Però non posso andare ai box adesso, devo aspettare la safety car che deve uscire, cazzo, se non esce Singapore mi incazzo. Vettel show comunque. Incredibile quello che è successo, incredibile. Mamma mia ragazzi, davanti a un super trenino, forse c'è la macchina che rallenta, non lo so. Io non riesco più a tenere la macchina, ma non voglio andare ai box, voglio aspettare sta cazzo di safety car che deve uscire. Ma la macchina è ingovernabile, con l'alettone così. Che sfiga, non è neanche... Guarda, non so che dire ragazzi, siamo 17esimi. Qualcosa può succedere. Io ci sto sperando ragazzi, appena vedo la safety car io vado subito chiaramente. Vado a fare l'ultima sosta. Ma non vuole arrivare questa puttana. Neanche un ritiro finora, sembra fatto apposta. Mamma mia, guarda che roba. È impossibile tenere, guarda che casino, guarda che casino. Questo è il treno dove può succedere qualcosa. Ah, c'è una Manor, probabilmente una Manor che rallenta tutto. Grazie Manor. Tutto quello che possiamo fare noi è cercare di superare qualche monoposto. Problemi anche per Gigi, ed è Gigi che ha scatenato tutto l'anno scorso, mi sembra. Ti prego Gigi, riscatenamelo ancora. Dai Gigione. Incredibile, anche Gigi è una sfiga a Singapore devastante. Mi sembrava Gigi o no, non mi ricordo, forse Gigi o Rosberg, non mi ricordo. Buon sorpasso qua del Cume. Il Cume vuole dare tutto senza lettone praticamente, se dalla parte destra la lettone è andata. Mamma mia che casino. Raikkonen ha le ultra soft ed è rallentato. Però non si capisce da chi, forse proprio da Gigi a sto punto. È un po' duro da capire. Mamma mia che mondiale signori, che mondiale. Il Cume o vince o non va a punti, questa è la realtà. Un Cume non costante in questo secondo anno. Ho rischiato il taglio, è andata bene. Il Cume sta spingendo come un porco furioso. Qua rischia il Cume. Ma arriva un grandissimo sorpasso. Gran sorpasso su Raikkonen. Senza lettone ragazzi.
Precisiamo. L'alettone ridotto così, c'è 38%, mamma mia che casino davanti. Hamilton ha grossi problemi, Gigi. Grossi problemi per Gigi. Mamma mia, lo supero subito, meno male, non ho perso tempo. Siamo sempre con la miscela grassa, sto rischiando anche di spappolare la power unit, ma chi se ne fotte, fotte sega sinceramente. Vabbè, non la tengo più, non la tengo più. Qua, tutte le traiettorie diverse dal normale. Ma il cuore mi sta portando avanti. 13esimi. Un Kume stoico, Maidomo. Si sta provando a recuperare, sapendo però che dopo deve per forza mettere a posto l'alettone, quindi perdo una quindicina di secondi. Io sto usando tanta benzina, adesso anche la Manor come sta rallentando tutti la Manor. Devo liberarmi di questo gruppo, fioi. Anche la Toro Rosso sta rallentando. Mi tocca farla interna perché sennò prendo il muro, Dai, cerco di superarli. Grandissimo, bravo Kume. Un Kume di cattiveria proprio. Fuori, 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 fuori. Non la tengo più, non la tengo più. Perché so che le gomme sono più usurate, chiaramente. Non ce la faccio più. Non ce la fa più il talentissimo. A questo punto potrei andare ai box, non so che fare. Ragazzi, devo andare ai box. Dopo le gomme le tengo sicure, siamo terzi con tutte le girandole. Il valzer di pit stop sono stati tantissimi. Siamo riusciti a rimontare fino al terzo posto, ma adesso purtroppo perderò tantissimo e dopo dovrò fare una rimonta epica per cercare di arrivare almeno in zona punti. Sono le gomme distrutte all'80% quasi, più l'alettone è andato, più di così sinceramente non potevo fare. Stoico Kume. Un po' stoico questo Kume. E si va ai box con la consapevolezza che poi devo fare una remontata storica. È entrata la bossa e adesso vediamo quante posizioni perdo. Ne perdo tante, ai ai ai, mamma mia, non pensavo così tante. Arriverò quasi ultimo, nessun ritiro, gara per gara pulitissima, incredibilmente. Mamma mia, total disaster. Ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Ma no, non è vero. Ancora che mi fa uscire così. Vabbè. 21esimo, sarà praticamente impossibile. Chiat fuori dalla gara. Almeno recuperiamo una posizione. Ah, siamo peggio del Nasdaq però. O vinciamo o sprofondiamo su e giù come la borsa. Che delusione. Questa è una delusione grande, non pensavo di far così male. Arriva troppo tardi il ritiro per pensare a una safety car. 15esimi ragazzi. Molto male. Vince Vettel, incredibilmente la Ferrari torna a successo forse? No! Non ci credo per cambiare la cosa, vado anche fuori, vaffanculo. Scusate ragazzi, ho fatto una piccola censura perché veramente per guardare, per mettere la miscela grassa. Sono andato anche a sbattere, per carità. Però sono venuti fuori i bestemmioni più pesanti del Kume. Vince Vettel.
Siamo di nuovo quarti, Massa terzo. Costruttori quarti, incredibile. Raga, sotto il comandone veneziano sono proprio l'indice Nasdaq, sono come la borsa, vado su e giù. O vinco, o podio, o fuori dei punti. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!